I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Un cosa le saremo de il bue, e adesso capirei anche perché godito il bue. Tacà il caffè Pedrocchi e il municipio gesè il bue. De solito il chiamà il bo, ma propongo di chiamarlo il bue perché bisogna portare rispetto ai professori che gesè drento. Merita di visitarlo, è già il palazzo dell'università, e a Piveccia d'Italia, dopo quella de Bologna. Qua a Padova i gascomissi a insegnare nel 1222. Tutti i stemi che si vede nel cortie vecchio, ise de studenti che gavuo de cariche. Bisogna vedere l'aula magna, che vuol dire granda, e che serve per le feste dell'università, ma se quasi sempre sarada, e dopo che c'è il teatro anatomico, in dove che una volta squartava i morti perché gli studenti imparasse come che si è fatti i vivi. Non c'è proprio un posto allegro, ma c'è anche a questo uno dei posti più vecchi del mondo. Neanche il cortile antico è allegro, perché che porta dentro i professori quando che i more a farghe l'alza bandiera. Ma il pien de colonne, de capitei, de rilievi, tutto de piera tagliata a mano. E poi il pare fatto apposta per studiare, perché il è serio con tutte che robe scolpie. E il sommeia a un convento pien de ombre e senza rumori. E il costruttore del cortile vecchio se sta anche stavolta Andrea Moroni, che ho gatti lassù nel Cinquecento. Dando drento, capita ogni tanto di vedere dei muri vecchi. Iera delle case medievali che se sta inglobae e che iera servie anche per un albergo famoso, il Bo, che poi è che dà nome al palazzo. Anche la torre del vecchio campanone è ase medievale. Adesso tutto il palazzo del Bo sta aggiustà e unio con altre case che gli era attorno e a delle parti nuove. Dando drento per via San Francesco si incontra un cortile nuovo e un atrio con una scala che porta in retorato. In dove che a scommissia che una statua di Arturo Martini, scultore di sto secolo che incontreremo anche a Liviano, che rappresenta Palinuro, il giovane compagno di Enea, timoniere che gavea ciappassono in vista dell'Italia, e gli era casca in acqua e se gavea negà. E saria il simbolo di tutti quei giovani che se morti per l'Italia senza poter vedere rea Isae e sue speranze. Pensiero giusto, perché l'atrio si dedica appunto ai caduti di tutte le guerre, quelle vinte e quelle perse, quelle giuste e quelle sbagliate. Se raccomandemo molto di andare a vedere l'appartamento accademico, non che sia solo che il teatro anatomico, come avevamo detto, ma tanti altri ricordi interessanti, come a cattedra, dove che parlà Galileo, quando che gli era spuntata nel cielo una stea nuova, che mandava per aria i ragionamenti dei peripatetici, quelli che continuava a credere che il Sole girasse intorno alla Terra, e quando che aveva scoperto col canocciae i pianeti medicei, cioè i satelliti del Giove. Se puoi vedere è a sala di riunione, con domo dei de legno, pa lezioni di architettura navale, e a sala del Senato accademico con i busti dei dogi che era stati riformatori dello studio, e a cosiddetta basilica in dove che il marchese Poleni, che aveva messo su nel Settecento il primo gabinetto di fisica, che aveva allora un nome bellissimo, Theatrum Philosophiae Experimentalis, che tradotto dal latino vorrebbe dire teatro de filosofia sperimentale, cioè del ragionamento che si mette negli esperimenti e sotto sotto stettenti che senza intelligenza non si fa niente e non basta provare e riprovare per fare scoperte. Ghise anche e sai della facoltà di legge, di lettere, di medicina, di scienze. Molto bene a sala della facoltà di medicina, coi crani dei professori che dopo morti i gavo suo che i suoi corpi servisse ancora alla scienza. Bea anche a sala del collegio accademico, coi scafai del Paisandro, che era nel convento di Santa Giustina e che dopo la soppressione napoleonica di tutti i conventi, manco quello del Santo, era andai a finire nella biblioteca universitaria. Naturalmente non si conta i busti antichi e moderni. Tra i più importanti, per il significato che iga, mi piace nominare quello di Niccolò Copernico, che è stato studente a Padova al principio del Cinquecento, e quello di Giovan Battista Morgagni, gran anatomico del Settecento.
E a lista dei studenti famosi de Padova saria lunghissima, che se sta par fin dei santi e dei papi. E tra le personalità più note me basta ricordare il Tasso, il Goldoni, il Tommaseo, il Nievo, il Fusinato, eccetera, eccetera. A finire, in uno dei scaeoni del cortile vecchio, ghese anche la statua di una donna, Lucrezia Cornaro Piscopia, che è stata la prima donna laureata in tutto il mondo, ancora nel Siesento. E la statua se in una posizione un fiascuretta, ma non per la cattiva considerazione della Cornaro e delle donne, ma perché quando che gli ha messa non vi era altro posto, e anche per non esagerare, visto che nessun altro che aveva una statua a figura intiera. A quei tempi le femministe non vi era ancora ufficialmente.